In questo momento in cassa ci sono 70.000 euro e abbiamo impegni finanziari per 440.000 euro da soddisfare entro il mese di marzo. Stipendi dei dipendenti, fatture dei fornitori, bollette per le utenze di gas, luce e acqua. Per pagare, il comune di Villorba sarà costretto a chiedere un prestito. Il prestito lo erogherà la Cassa Depositi e Prestiti per un complessivo 1.200.000 euro e che ci vengono poi erogati attraverso la banca che ci fa da tesoriere per il comune. Ed il caso di Villorba, che ha deciso di tamponare così l'emergenza finanziaria, è solo un esempio di quanto sta accadendo nei municipi. La campanella dell'allarme rosso ha cominciato a suonare nella stragrande maggioranza dei comuni veneti, appresa la notizia di un nuovo ulteriore taglio di circa il 20% dei trasferimenti statali. Stiamo assistendo a un massacro finanziario ai danni dei comuni virtuosi. Ancora non si conoscono con precisione i dettagli della misura decisa dal governo, ma dalle elaborazioni dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, quella che sta per arrivare è una vera e propria mannaia che rischia di mettere in ginocchio soprattutto i comuni virtuosi, quelli che hanno i bilanci in regola ed hanno già eliminato qualsiasi spesa superflua. E così sindaci e ragionieri comunali sono alle prese con conti che non quadrano più. Chi, rispettando la legge, ha chiuso il bilancio a fine 2014 si trova ora a dover rivedere tutto a fronte di questo nuovo taglio e gli effetti saranno inevitabilmente quelli di tagliare in toto dei servizi, un allarme lanciato dalla presidente dell'ANCI Veneto. Non c'è più nulla da tagliare. Ci sono solo servizi interi da tagliare e questo non è un bel segnale. Ed il coro dei primi cittadini è unanime, a prescindere dallo schieramento politico. Io ho l'impressione, lo ripeto già da tempo, che questo sia una destabilizzazione strisciante per raggiungere un obiettivo ben preciso, che è quello di consegnare i comuni in mano al potere centrale di Roma. Credo questo sia un processo inevitabile.